Dov'è il signor Provolone? Madonna, voce di mio marito, nascondere! Ho il calzone alla vita! Tocca dritto! Voglio il calzone! Scusate, ma mica tu non ne facimmo! Cavate i calzoni e datemeli, altrimenti sparo! E pure voi! Pure tu! Su i calzoni al posto! Li voglio portare in tribunale! E non è meglio la banderina! Ma scusate, Fate quello che dice lui a secondare! ma chi è? Come gravi qui? Presto! Ma scusate, ma perché volete portare i nostri pantaloni in tribunale? Perché? Perché questi sono la prova che mia moglie mi tradisce! Venite a pigliare in tribunale! In tribunale! Quasi quasi faccio fare un quadro. Prima che sta guardando E poi mi dare un bacino, tu sei fatto bianco. Signori, veramente, l'abbiamo chiamato per lui. Ma grazie, ma io faccio passo! Il mio unico padrone è il Sant'Egnalla e con lui fare solo amore. Lui è il mio unico padrone, padroncino mio. un po' che la così mi ha fatto festa. Lo sapim! Il padrone sei tu, ma come mi piace sentire dire questa parola? Il padrone sei tu, bella parola. Quella è l'unica femmina che mi dice, mi fa sentire libero, felice. Il padrone sei tu. Senti che pozzo fa che la logia. Sei. Signora, chi è lei? Signora, come si permette questa donna di entrare qui e utilizzare certi epiteti? Tu che sei? Tu! Io essere senza e lei Zazza! Minaccia? Come? Fatti spiegare, è successo niente! Niente! Io mi trovo a tutte e tre senza cazzo, le tre mani, rono, le tre cose! Signora, moderare i tempi! Uè, Zazza! State zitta, non parla proprio più! Mamma, la signora è una pittrice, ci doveva fare un ritratto! Bravo, se voleva fare un ritratto Don Limonci! Signora, è vero, lo giurare io sul mio onore! Guarda, sul mio onore, vedi che giuramento va a fare, uè! Zazza, vattene che ti spegno con mano da lì! Signor, è calmo! Chi sa aspettare? Devo aspettare il canto! Mamma, è pure lui, eminenza! Eccellenza! Eccellenza! Ma io so, io malamente alla vita! La colpa adesso tutte le fa fuori! Come pure lo sa che qua? Dico, mi sente male, ma sentare! Ma ci devo sentare! Ma che va avanzare? Lo spingi a te, mi si trova a me o fa? Io! Mascalzone! Ma non c'è! Questo è proprio un mascalzone! Non c'è! Questo è un delinquente! Figlia! Dimmi, amore mio! Qui siete lui effettivamente tutte e due! Ma che stai dicendo? Sì! Sì, ma guarda, quella è stata... State zitti! E figurato, perché non mi fa parlare niente facile, ma faceva parlare durante la battaglia! Ma che vuoi? I vanci bucciano in fragranza a tutte e tre! Maronna, mi sente sulla fredda! Il chiumo guarda combinato a così, il chiumo me ne chiagna! Mamma! State zitta tu! Era meglio se tu trovavi a Nuro che ha combinato a così! Ma quale annullamento di matrimonio? Ci vuole l'annullamento della vita! E no, ma nel codice non è previsto l'annullamento della vita! Occhio che potessimo fare 320 che dice! Statela zitta voi! È inutile che faccia l'astrologa! Perché proprio mio marito si deve cacciare nelle calde! Non potete la consigliare a nessuno! In quanto a te, vattene mamma non all'occhio mio! Perché se no io ti faccio sparire! Perché che stai facendo a figlio? Tacci! Non c'è, sono d'accordo con te! Questo deve essere punito! E che ti faccio a te? Che ti faccio? Guarda più a tu dai fatto! Si dacci la con te! Bravo! Se non ti preparate buono piano, e femmine mi andano fuori nave! E loro faccio
me ne è messa nero con me sali. E che te faccia? Povera donna sola, debole, indifesa, che te fa? Povera figlia, ma vi avete ragione, ma non avete chiagnere, State zitta! guarda la fragilità, deve stare malata tanto. Figure, senza nessun aiuto, senza nessuno che mi dà una mano, Non che c'è. te fa? State zitta! Non c'è! State zitta! Può venire da gola! Donna c'è! Io in qualità di compare Fazzetta voglio dire... Per qua si va nella città dolente, per qua nell'eterno dolore. Ma, dandale chi? Ma lì è basso così poi dice, avete fatto una capatana. Come se non passasse ci ha fatto fare pure la macchina blanca la ferrovizia, sta ciucciuetta. Ma fa scostumati, ma che te fa capire? Ma guardate, guardate, che screanzate, che screanzate. Lasciate perdere, Carli, l'autista sta un po' nervoso. Come sta nervoso a concetto? Mamma, E come fai a sapere che donna c'è? La bussata, quando è così arraggiosa, è sempre essa. Mamma, sta giù nervoso lo solito. Ma guardate, ma veniamo rapidi. Stiamo venendo. Bella di noi, e mamma sapete tutto quello che succede. Ecco, mamma, ma voi state attaccando? sì signore, Ma che state facendo? Ma che è che questa agitazione? sto cacciando. Cazzando? La pigliato lì vicino con una fava, ma non devo Ma fatemi capire, io sto sulle spine. Elvi, tuo marito è un zozzo e tuo padre è un zuzzolo. Ha fatto, Don Ignazio. Ah, fa. Vi lascio trovare tutte e due insieme a zozzo. Ma chi è stato Sazzo? È una puttana, è una di quelle. Con una di quelle lì? No, con una di quelle qui. Qui, con una di quelle lì. Oh, Carli, come ci mettete pure voi? Insomma, l'ho trovata qua con una di quelle là. Oddio, mamma! Ma veramente Edoardo mi fa dire una cosa sì? Guardate, guardate, se fosse rotta la macchina l'erano cucciata per un... Ma che marito mi avete dato? Uno che va con quella lì? Mia mamma, ma non l'ho già saputo scegliere per me. Pure una marito va con quella. Che delinquenti, le donne assenti e loro organizzavano un'orgia. Mamma, io ma come mi devo comportare? Da signora, figlia mia, in questi casi una donna deve avere classe. Niente parolacce, niente insulti e niente vaiassate. Don Ignazio! Arresto! No, lei è Don Ignazio, se non si dà bagno e vasci. Facci, deve passare io tuo saluto. Ma però che facciamo ignora? Hai capito, mamma? Bisogna stare calmi, avere classe. Ricordati che il maggior disprezzo è la noncuranza. Io avere Don Carli? Certamente, non ti curare di loro, ma guarda e passa. No, andale chi. Hai visto, mamma, fa come t'andavi lì? Non ti curare di loro, ma spudetta. Don Ignazio quando c'è gente che era con io al bagno, si poteva asciugare. Però la cosa strana, pensare che si è asciugato pure Don Zavene e Don Eduardo. Gli ha sotteggiato. Tenevano la laurea di asciugamano. Mi parevano tre marrucchini. Poi Don Zavene ha detto, io andiamo a comprare le sigarette e torniamo. Guardate, guardate, le sigarette! Le sigarette che si stanno nascendo proprio pazze! No, ma io non posso superare questa cosa, per l'amor di Dio! Ho deciso! Voglio la separazione! Eppure, mamma, io a quel mostro non ne voglio vedere più. E tu pure ti chiami mostro! Non guardi, un maledetto mostro! Che mi ha pigliato non solo le figlie e me l'ha distrutto! Vabbè, non fate così, Non guardi, mia figlia era un bocciuolo, un bocciuolo! E ora? È rimasto un bocciuolo e chi si vuole? Vabbè, figlio, non disperate. Ricordatevi la promessa. Stanotte scade il termine dei 3 giorni. E da domani avrete un nuovo genero. Mario Caravadossi, avete un'ora di tempo. La Tosca. Ora pigliami! Scatto da lì quando si figliosce!
state mosciamo? Ah, no, mi voglio stare calma, via, mamma. Voglio stare calma. Sì, mamma, non trascendere. No, non voglio trascendere. Io voglio stare calma per l'amor di Dio. Oh, ma che me la solleva troppo! No, signore, non sapete! Poi si schiatta una cosa. Cara Normale, scusate, ma qua si tratta di un braccio che vivo, no? Quel Don Ignazio è innocente. Bomba, ma che state dicendo? Io l'ho cucciata con una femmina che... Sì, ma noi abbiamo chiamato una femmina che per Edoardo. Sì, è un mocco. E ci dovete credere perché io e vostro marito, dopo un piccolo consulto giuridico, dovevamo stabilire se Edoardo era sbloccabile. Bloccabile. Eh sì, perché se non è sbloccabile, dobbiamo ricordare all'articolo 1084. Ma figurate voi, un padre, un uomo di legge, che si vede arrivare un uomo 1084. Ma che state dicendo? Mamma, voi ci dovete credere perché tutta questa azione l'abbiamo convolata io e vostro marito per controllare Edoardo. Senza un cazzo. E non è stato un imprevisto. Perché all'improvviso è presentato il capitano Mitraglio, che poi abbiamo saputo che lo vedete, il quale per separarsi dalla moglie ha preso i nostri pantaloni e portato al tribunale. E io non credo. E ci dovete credere, sì. comare. Se poi c'è un solo colpevole, con mano mia sono io. Pertanto mi affido alla clemenza della corte. E voi avete organizzato tutto sto imbroglio. Sì, io ho chiamato a quella donna. Pertanto mi affido alla clemenza della corte. E l'avete fatto venire qua da casa mia. E come voglio che chiamano a due? Pertanto mi affido Alla clemenza della corte, abbiamo capito. Nenni a mamma, ma tu che dici, Sarrova? Zio bene, e vengono pezzo. Comare, capisci il vostro dolore? Ma per me, compare, non dà segni di vita. Capite, mamma? Mia mamma no più. Se Edoardo non dà segni di vita, o me ne sotto 1084. Ma che è un bravo? Ma sentite, ma spiegare come ho fatto, ma allora anche fatto tutti questi anni senza anni. Che non poverello me l'aveva detto, e non l'ho creduta. Ma, insomma, mo chi ne avrà ragione si acchiappa vatti, E come non avrà ragione, ma c'è una cosa. Mi viene alla cecca, mi metti un mese e mi faccio pace. Allora pazienza, io non capisco niente più, Elvira, mamma, andiamo a piangere dentro, mamma. Andiamo. Entrate. Dai, la capito. Ma come si deve combinare? Niente, è solo che sta trovato il cavallo. Ma voi piuttosto, ma pare non si hai. Comunque, mamma, che dice mia moglie? Faccio imparare tutto cosa, faccio imparare tutto cosa. Sei convinta? Sei convinto? Ti hai fatto una parte di grande a tu. Ho fatto una ringa di mezz'ora, che quasi è lei che aspetta il vostro perdono. Mamma mia. Facciamo una cosa, andiamo là, andiamo a dare Accompagnate voi? Sì, sì, bravo, venite pure voi, non mi lasciate solo, quello non si può mai sapere, quello è imprevedibile. Anzi, facciamo una cosa. Mettiamo noi davanti e io in seconda posizione. Quello deve sempre qualcosa. Che vi è messo? Qui, non era che perché mi disporre, ma che ci stai? Questa è stata l'unica cosa che ci trovato e che si mangia mi sembra. Va, vattene una poca parte, va. Scusate, Edoardo, io dico, perché sono un poco scemo. A giorno pace, non mi sento. Almeno uno che so riconosci da sta casa. Ah, venite un po', venite. Aspettate, ma potete... Ma non vi preoccupate! Ma sta venendo qualcuno? Ma non vi preoccupate, non vi preoccupate! Tanto con il padrone di casa non mi voglio incontrare. Va bene, sono venuto a portare il calzone. Il calzone? Questo è il calzone che prova il tradimento di mia moglie. L'ho tolto all'amante colto in flagrante. Ma che c'entra? Come che c'entra? Questo calzone abita qui e in questo calzone vive colui che se la intende con mia moglie. Ma ci come parete? Sto però qua sono non Edoardo. E se così questa è la prova che prova il suo tradimento. La te l'ha messo cazzo. Ma voi chi siete? Scusate. Io sono il maggiordomo, ecco chi sono, Va bene, casta occasione. In confidenza l'avvocato mi ha detto che questo non serve a provare che sono cornuto. Che peccato! Avete detto bene, che peccato! Ma io a causa di separazione la faccio stessa. Tu a chi vuoi bene, al padrone o alla padrona? A Elvira, cioè la padrona! E allora dille che in questo calzone c'è una lettera che gli interessa. A così succede lo scandalo e la trappola scatta. Ah, così succede lo scandalo e la trappola scatta. E che bella idea che mi ha dato questo signore!
mi faccia sto guazzone al momento opportuno e venga accurato con la donna Edoarda. Elvira, sarai mia. Carlo Pisanelli, cioè io. No! Ma tu puoi portare questi 100 canzoni inaccettabili niente di E allora tu prima faccivi e poi ti perdono un cadavere mio. Signora, vi doveva imbasciare. Aspettate, guardate! Ma prima fate andare a buino, si ragiona, si riflette, si discute. Signora, Andate per quando vi prego, se si tratta di un'altra poesia ne parliamo dopo. Vabbè, calmate un po', come se che tutte cose, non ne parlevo più e stufato. Ma voi parlate voi, che ne sapete? Io sono un povero uomo che fatica la mattina sera per portare innanzi a casa e ma già sentire dicere ste cose. E va buoniata, ci cercate scusa! va bene, adesso il vostro è un caso chiuso, come si dice? Dopo la tempesta o d'ugelli far festa. No, Giacomo Leopardi. È perché voi non sapete il Calvario non che tira carretti su. Don Carlino, che brutta cosa che a tira carretta quando nessuna mano botta rota. Da donne guagliarette. Va bene, ma adesso pensiamo al caso di Albirucci che sta là dentro solo e piangente. Hai ragione, a me mi chiama Liliana. Proprio per questo. Ma scusate, scusa, ma io sono una scuola elementare. Siamo costruiti a Sadro che a pipì. E aspettate un attimo. Elvira! Elvira! Mi avete chiamato? Sei tutti abbandonato! Tu stai a fare niente! Mia mamma, io sono al pensiero, mio marito che fa tradiamo idee. O ci resti proprio a quelli che ha. Non ti preoccupare, che ti facciamo avere l'annullamento di matrimonio. Il divorzio e ti scusate uguale. Ma senta a me, ma tu mica te lo devi sposare per forza. Tu sei libera, ti può fare un modo. Ecco, sai che ti dico? State sì! Non tornerai a sfrugare la casa. Mia mamma, ma ti puoi convincere che quello è un bacco che non si merita niente? Elvi, casomai ti vorresti convincere, ho qui la prova che tuo marito ti tradisce con un'altra donna. Questo pantalone me l'ha dato il marito quale prova del suo tradimento. Io sto per un meno traditore. Don Carli, voi siete un grande uomo! Tieni mamma, tieni! A così ti convincere che hai andiamo! Traditore! Assassino! Mamma, ma questo non è di tua! Non può essere, l'ho preso proprio io. Ma venite in sacco, venite in sacco. A casa non bisogna di si chiama venite. Fatemi vedere. Oh! Aspettate, la circolazione a me, 3 Ignazio Provolone! Ma che tu cosa di marito? Ma non capisco niente più! Carlino, avete sbagliato pantalone! Quello è chiaro tutto quanto. Quando mi sono abbassato il pantalone, no? Per fare il mio dovere di padre. Quello mi è venuto, se l'è preso, no? Ma poi l'ha riportato, avendo appurato la mia innocenza. E allora sto ciucciucoi ha pensato che era di Edoardo. È chiaro? Hai ragione, non stai discutendo, fatelo cazzo! Sei chiarito tutte cose, è chiaro? Ma voi possiamo vedere cosa capi? Aspetta, ma casa non è? Te, che stia a domba, sapete niente? No, leggi pure, facito leggere, compa che ci porta, come dite voi, quell'aria netta non tiene paura del trono. Io per mia moglie non c'ho nessun segreto, credetemi. Quello che sarà una lettera d'affari che mi sono dimenticato, una supplica di qualche gastolano, una richiesta di grazia. C'è, ma che è? Caro Ignazio padrone mio, quella disgraziata di tua moglie che non muore mai non deve impedire la nostra felicità. Tu devi separarti legalmente e vivere con me. Ti aspetto domani a casa mia per mangiare pane, amore e provolone. Alla faccia di quella strega di tua moglie. Non mancare, padrone mio, tua Zezze. Zezze. Ma questo è un tradimento, questa è una congiura! Non Carli, ma che avete combinato? Ma che da combinato? Vi avete fatto l'associazione a dai pure tutte e tre? Pure io. Pure voi, compagni, pure voi. Ma non vi preoccupate, io sto calmo, vedete? Beh,
da mamma. Barbara, vedi, in questi casi una donna deve stare calma, non si deve arrabbiare, non deve dire parolacce. Io sto calmo. Meno male. Tronco un quarterone qui. Esprimo le mie ultime Esprimi le tue ultime volontà. Fatta valigia e vattene da casa. Perché ho visto come sto qua. Fra un quarterone scoppia. Ma che è una bomba Roger? Chiamarlo. Don Giovino! Sì, ma quando vai? Ah, tu fai grosse. Allora deve scoppiare in anticipo. Ma non posso scoppiare. Sai perché? Perché devo dare il buon esempio a mia figlia. O se no a questo già non tenissi più uno. Un quarterone e poi boom! Oh, campane mia giorno! Non devi spiegare! Compare, casa da parola! Adesso dobbiamo andare. Papà, non vi preoccupate perché vi salvo io. Ancora? Guardate quando mia moglie a me mi ha dato un quarto d'ora di tempo. Io a voi non proprio neanche un minuto di tempo. Ma se tu uomo alla legge e cadere accanto a poco, se no lo faccio arrucinare tutto questo. Andiamo, compa. State proprio benissimo qui. Voi avanti, mia figlia è in mezzo e io dico, andate. Tranquilla. Signore, la prego di usare lei nei miei confronti. Sentite, non mi faccio un pernacchio perché mo sono troppo arrabbiato. Tu fai un pernaggio a me? Ma si è scordato in lei? Lei fa un pernaggio a me? Io ne faccio pure io. Voglio fare. Ecco qua. Signore, ci vedremo fra poco, Fra poco! La separazione. Ma io perché ha già perduto la mia voce? Ma io non so. Mannaggia animali, mannaggia! Io me la furia! Ma che vuoi? La salita! Con la separazione! Si divide un marito dalla moglie così. Il Dio disse crescete e moltiplicate. E che invece la moltiplicazione quando fa forza divisione. Sì, ma quello tutti torta la compare non è te. E perché che dici? Dice che per il momento come sto fatto non si può apparire. Per il momento se essere a casa e se stessero un po' lontano. Si può portare e prova che non è quello che pensi, allora lo fa, si può pure. Che se lo trovano a me? Va bene. Come sapete mia moglie addossare? Come? Va bene. Ma non vado a aprire la valigia. Permettete, compadre? Compadre, scusate. Ma voi almeno mi date niente. Ma che faccia dicere, compadre? Io è vero che mi sono bloccato. Però quando uno con moglie tiene una guaglione è educato come una monaca, come un orfanello e compagni. Ma uno come la vede, un genio. Mio marito, che ha detto? Ecco, dice come quello pure lui ha ragione, si dice che voi siete troppa monaca, troppa collata. Già, perché a lui piacciono quelle lì. Ma non dice quelle lì. Ma guardate che ha una moglie, un po' di civetteria, capite? Un po' che scollatezza. E una moglie non guasta. Sì, perché al marito gli verrebbe più facilmente quella fantasia, ecco, quel prurimento che fa succedere lo fatto che ha succedere. Ha detto così. Sì. Scuse, tutte scuse. Pensate piuttosto a lui a fare l'uomo. E invece no, è un debole, un bambino. Altrimenti non si faceva imporre da mamma la prova dei 3 giorni. E che ha fatto un esame. Diceva no, io sono il marito e comando io. E seppure io ero d'accordo con mamma, mi dava uno schiaffo e diceva è così e basta. Veramente? Compare l'uomo, deve essere uomo. Sì, deve gridare, rompere qualcosa. Ma fatevi il piacere. Certe volte uno schiaffo è la più bella carezza d'amore. No, ma Moretti, ieri si dà stessa casa più di messaggio. No, io me ne vado, non c'hai. Elvira, vieni avanti, mi dà già parlo. Prego! No, prego! Ma prima vi ho sentito parlare, ma che si dice sull'altro fronte? Quello qualcosa pure dice che Acida è un uomo troppo debole, non l'ha saputo dominare. Accusiari? Sì, dice che questa noncuranza, perché se alla volta c'è stato un buffettone, avrebbe dimostrato più amore. Un buffettone? Ma avete capito pure? Dice che l'uomo a testa rompe deve strillare a tascassa cocco. Oh, ma ora moglie, ma che sto a me? E poi dice pure che alla volta uno schiaffo è la più bella carezza d'amore. Mannaggia miseria, io non l'avevo mai capito! Chi ti
pensando a fatti miei. Ma entra tutti gli scandali che sta buffata faccio quando hanno lavoro. Signor Cavolone, io ho preso la mia decisione. Non vi preoccupate, andatevene voi di casa perché rimango io. Cioè, rimanete voi e me ne vado io. Ecco. Mia figlia però viene con me, aspetta che finisce questi vestiti e poi ci andiamo tutte e due. Aspetta, che